L'ultima pista li vuole in Mali, portati lì dopo il sequestro. Sul caso di Luca Tacchetto ed Edith Blaise, i due giovani scomparsi nel nulla lo scorso dicembre in Burkina Faso, si fa largo una nuova ipotesi formulata dalla ONG Human Rights Watch, impegnata da sempre nel campo dei diritti civili. L'organizzazione non governativa nomina il giovane figlio dell'ex sindaco di Vigonza e la sua amica canadese in un dossier dedicato alle tensioni in una regione del Burkina Faso. Mentre nessun gruppo islamista armato si è assunto la responsabilità per il loro sequestro, si ritiene che siano stati rapiti e successivamente portati in Mali. Si legge nella report della ONG, che cita fonti della sicurezza maliane. L'architetto trentenne e la sua compagna di viaggio erano partiti a novembre da Vigonza in macchina per portare aiuti. Sarebbero dovuti arrivare in Togo per collaborare al progetto di costruzione di un villaggio, ma a dicembre, mentre si trovavano nella seconda città più grande del Burkina Faso, si sono perse le loro tracce. Anche il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto sulla scomparsa dei due giovani. Seguiamo costantemente sia con le componenti della magistratura che sono attive, sia con i servizi di informazione che seguono queste cose da vicino. Non ci sono notizie recenti, ma si è sempre con la grande speranza aperta di poter rimettere tutto a posto. La Farnesina dunque non si sbilancia, ma fa ben sperare per un lieto fine grazie al lavoro degli 007 italiani. L'ipotesi del sequestro resta la più probabile. Già a gennaio si era parlato di un rapimento di matrice jihadista. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.